Nell'ambito dei servizi di controllo alle attività produttive, industriali e commerciali finalizzate alla verifica sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 aprile, a Ravanusa i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Palermo, coadiuvati dal personale della locale stazione carabinieri, hanno proceduto al sequestro preventivo di 2 aree esterne di una società esercente attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Le stesse, di cui una pari a metri quadrati 500 circa e l'altra pari a 1000 metri quadrati, venivano adibite a deposito incontrollato di rifiuti quali rottami ferrosi e non, plastica da trattare, plastiche imballate e vetro. Il legale rappresentante è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti, nonché riscontrate difformità alle prescrizioni tecniche contenuti negli atti autorizzativi rilasciati dagli enti preposti regionali e provinciali. Il valore complessivo ammonta a circa 200.000 euro.